giorni. Ripeto, tra l'altro bisognerebbe acculturare dai napoletani, perché molti napoletani ignorano la storia di Napoli. Quindi figuratevi chi non è napoletano. Ma tu porti il professore in crociera? Il professore avrà degli appuntamenti pomeridiani in crociera. Ah, perfetto. C'è uno spazio interamente dedicato al professore De Gioia e al professor Postiglione, e saranno coadiuvati, accompagnati con una magnifica chitarra suonata da un nostro amico macchiettista, perché nella canzone c'è anche questa figura del macchiettista, si chiama Franco Manuel. Quindi il professore avrà tre relazioni pomeridiane nel business center della Sinfonia, e quindi chi lo vorrà lo potrà andare ad ascoltare in questo spazio bellissimo. Poi la location della nave è bella perché ti dà tutte le possibilità tecniche di realizzare le cose, quindi con gli audiovisivi, tecnici del suono, insomma tutto l'occorrente per rendere tecnologiche invece il nostro amico Carlo Postiglione, lui che insomma di premi di cultura se ne intende, perché con l'associazione Megaris è presente sul territorio campano ormai da tantissimi anni. Ecco, come si è avvicinato all'idea di questa crociera napoletana e soprattutto come vede queste idee? Diciamo che Francesco mi ha coinvolto. Con Francesco, premesso che ci conosciamo da una vita, quindi lui ha avuto stima di me, e pur conoscendomi come organizzatore, io ben volentieri gli ho posto insomma il mio supporto diciamo così, di conoscenza e soprattutto di organizzazione. E quindi tutto quello che concerne l'organizzazione a bordo, la preoccupazione di portare la storia della vita di Caruso attraverso una pannellatura, attraverso quello che sono i percorsi della storia, io tenterò nel mio piccolo di fare in modo che si illustri nel migliore dei modi sulle parole, sulla scienza, diciamo così, cognitiva del professor Aldo De Gioia. Anche con delle immagini magari, Carlo? Sì, soprattutto cercheremo, perché a bordo c'è difficoltà di portare molto materiale, e allora ovviamente tutto questo cercheremo da qui ad ottobre di trasformarlo in audiovisivi, cercando, torno a ripetere, è un pubblico che in quella sede opportuna verrà esclusivamente per vedere e sentire delle cose sulla nostra canzone napoletana e soprattutto su tutto ciò che concerne l'arco della cultura della napoletanità, perché io da anni, circa più di 30 anni, che come associazione culturale perseguo questo obiettivo, e infatti il nostro capolavoro, diciamo fra virgolette, per me e il professor De Gioia, è stato quello della costruzione della storia di Napoli attraverso pannelli che abbiamo esportato anche all'estero, a Norimberga, a Merano, dappertutto, e ancora tenteremo di riportarlo a quegli albori, a quelle diciamo così, potenzialità che Napoli merita. Davvero, che poi è un po' l'obiettivo di tutti noi che stiamo facendo anche questo programma. Io vi ricordo di non perdere comunque quello che è il centro di questa trasmissione, cioè quello di telefonare e di prenotare la vostra crociera. Mi raccomando, 558-6222, telefonando e dicendo di vedere la trasmissione su Televomera avete la possibilità anche di portare a casa un kit da viaggio da portare in crociera, perché no, è carina, è una sacca con come si può definire, un borsellino molto molto carino, però soltanto telefonando, vedendo questa trasmissione. Prenotate la vostra cabina e portate a casa anche il kit da viaggi. La crociera è dal 16 al 23 ottobre, la seconda crociera della musica napoletana. Prima di lasciarci ancora in questa puntata, Francesco, io ti volevo chiedere quali sono i porti che toccherete, perché questo è importante, che sono meravigliosi, e poi soprattutto quali sono le novità di questa seconda crociera. I porti che toccheremo quest'anno sono, partiamo da Napoli ovviamente, arriveremo a Livorno per escursione a Firenze, poi il giorno successivo andremo a Monte Carlo, poi toccheremo Valencia, Ibiza per le notti sfrenate, per la notte sfrenata di Ibiza, poi toccheremo Tunisi, e infine l'ultimo porto sarà Catania per l'escursione a Taormina. In ogni porto stiamo creando, con l'ausilio di Carlo Postiglione, contatti per i gemellaggi culturali in tutti i porti. Quindi saremo accolti in Tunisia, già è confermato, a Livorno, a Catania lo stesso, siamo in trattative per Valencia, Monte Carlo e Livorno. Quindi saremo accolti, faremo questi scambi culturali apposta perché la nostra canzone, le nostre tradizioni devono essere sprovincializzate, cioè Napoli si è ridotta solo
alla Campania. Invece la nostra canzone da sempre si è sentita in tutto il mondo, viene cantata dai più grandi artisti, quindi è giusto che abbia l'onore che si merita. E poi un'altra cosa... E poi la canzone unisce tutti. Sì, e poi la canzone... No, ma è un potenziale enorme che abbiamo, quindi è peccato ridurlo solo alla nostra Campania. Vorrei lasciare questa puntata con un aneddoto, professore, su Napoli. Che le viene in mente? Napoli... Si dice, vedi Napoli e poi muori. Ma tutti si riferiscono alla Napoli di fine Ottocento. Non è vero, perché quello che l'ha detto è stato Virgilio. Okay. Che Virgilio ha vissuto molti anni a Napoli e ha scritto molte cose. Quindi fu lui che dall'alto di Posillipo, disse, vedi Napoli e poi muori. Una persona straordinaria, lo dobbiamo Professore, ospitare ancora in altre puntate, una mente davvero, ma Mm. purtroppo adesso ci dobbiamo salutare, sempre con l'invito di telefonare al numero in sovraimpressione Amici da Casa 081 558 6222. Mi raccomando, prenotate la vostra cabina, sarà una crociera indimenticabile, la seconda crociera della canzone napoletana. Prenotate, telefonate, si parte il 16 ottobre e si ritorna il 23 ottobre. La Scoop Travel, Francesco Spinosa e io vi diamo appuntamento alla prossima puntata ancora con grandi ospiti. A presto. Grazie.